Eder. Mech. Pallister. Il cadavere, pur sempre del peso di una cinquantina di chilogrammi, per essere collocato nella posizione e nel luogo del rinvenimento in quel modo. Doveva essere stato inizialmente congelato in tale posizione, con un congelatore di grandi dimensioni, e successivamente trasportato, nella stessa posizione nel luogo di ritrovamento. In che modo e con che mezzo sarebbe tutto da chiarire, oppure doveva essere stato congelato in altra posizione per poi essere scongelato, con rigidità quanto meno ridotta, e trasportato in qualche modo, in tempi brevi, al buio e su terreno impervio, dopo aver raggiunto in tempi brevi e pochi giorni prima del rinvenimento l'ex OPP. Prima che continuasse poi la evoluzione autonoma dei fenomeni cadaverici e posizionato in loco in assenza della allora risolta rigidità, per poi posizionare a mano gli arti per come sono stati rinvenuti, con rigidità che si era poi ovunque riformata in tutti gli arti. Ma resterebbero da capire la riformazione della rigidità e le ipostasi compatibili con la posizione di rinvenimento. Allora il cadavere dovrebbe essere stato spostato nella fase di migrabilità assoluta delle ipostasi ed essere stato all'aperto, ma per giorni, con quel che ne consegue in termini putrefattivi. Le ipostasi osservate anche dall'attack appaiono compatibili con la posizione di rinvenimento a terra, il che equivale ad affermare che il trasporto ed il posizionamento, ammettendo un cadavere prima congelato, dovrebbero essere stati posti in essere a cadavere già congelato e fissato in tale posizione, con formazione e permanenza delle ipostasi declivi. Altra ipotesi è che, a cadavere congelato in tempi brevi e poi immobilizzato, il che necessitava dello scongelamento, prima che si fissassero le ipostasi, in sorte magari in altre sedi per diversa posizione di conservazione e più a lungo mobili, considerate le probabili cause asfittiche di morte. Che vi sia stata mobilizzazione e scongelamento, in tempi in cui dette primitive ipostasi potevano aver avuto il tempo, più lungo eventualmente, per asfissia. Ma resterebbero da capire la riformazione della rigidità e le ipostasi compatibili con la posizione di rinvenimento. Allora il cadavere dovrebbe essere stato spostato nella fase di migrabilità assoluta delle ipostasi ed essere stato all'aperto, ma per giorni, con quel che ne consegue in termini putrefattivi. Le ipostasi osservate anche dall'attack appaiono compatibili con la posizione di rinvenimento a terra, il che equivale ad affermare che il trasporto ed il posizionamento, ammettendo un cadavere prima congelato, dovrebbero essere stati posti in essere a cadavere già congelato e fissato in tale posizione, con formazione e permanenza delle ipostasi declivi. Altra ipotesi è che, a cadavere congelato in tempi brevi e poi immobilizzato, il che necessitava dello scongelamento, prima che si fissassero le ipostasi, in sorte magari in altre sedi per diversa posizione di conservazione e più a lungo mobili, considerate le probabili cause asfittiche di morte. Che vi sia stata mobilizzazione e scongelamento, in tempi in cui dette primitive ipostasi potevano aver avuto il tempo, più lungo eventualmente, per asfissia, di migrare nella nuova sede di rinvenimento. Ma allora, in questo caso, il cadavere sarebbe stato esposto ad agenti atmosferici per tempi non brevi, fino al fissarsi le ipostasi, con ciò che ne sarebbe conseguito. Non vi sono, allo stato, elementi specifici per dimostrare un avvenuto congelamento post-mortale del cadavere, posto che nulla evidenzia ad esempio una vacuolizzazione cellulare da formazione di cristalli di ghiaccio. In sostanza appare plausibile un decesso risalente a 2, massimo 3 giorni, prima del rinvenimento del cadavere. Va subito premesso che la diagnosi di morte per scompenso cardiaco acuto di cui al nulla osta per la sepoltura è una mera diagnosi di comodo. In assenza di grossolane evidenti lesioni traumatiche e o patologiche naturali. Diagnosi del tutto modificabile dal consulente tecnico in esito ad accertamenti che non potevano che essere eseguiti se non dopo l'autopsia e valutando pure gli esiti dell'attacco distologici. Che la donna fosse scomparsa il 14 dicembre 2021, per essere rinvenuta poi cadavere il 5 gennaio 2022,
Non vi è dubbio, ma la data del 14 dicembre è solo un mero punto di partenza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.